È tutto pronto per il big match di domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio Brucoleri, la partita di ritorno dello spareggio per la semifinale dei playoff per accedere al campionato di Serie D. Pro Favara e Pompei si incontrano in una partita dove è obbligatorio vincere. Il risultato della gara di andata a Pompei ha visto le due squadre 0-0. Adesso invece bisogna lottare per vincere. Qui a Favara è tutto pronto, la prevendita organizzata dalla società Pro Favara sta andando benissimo, la tribuna è già sold out da tempo e la gradinata si sta riempiendo. Naturalmente uno spazio è riservato anche ai graditi ospiti di Pompei, con i quali gli ultras di Favara hanno fatto una specie di gemellaggio per l'eccezionale accoglienza e afflato che c'è stato a Pompei. Dal punto di vista tecnico questa mattina l'allenamento di rifinitura che darà al mister le ultime indicazioni sulla migliore formazione da schierare. Naturalmente c'è sempre un po' di tensione per il grande valore di questa partita, su quello che è successo in questa settimana, ma anche sulle prospettive della partita di domani. Abbiamo sentito il direttore sportivo Tino Longo. Siamo arrivati alla fine, diciamo, di qualcosa di importante, quindi dobbiamo completare quello che abbiamo iniziato. Noi abbiamo una squadra forte e quindi io mi fido dei miei ragazzi, io sono convinto che domani faremo risultato. Un risultato che deve essere obbligatoriamente di vittoria. Assolutamente sì, non c'è dubbio. Io credo che domani la mia squadra farà la partita del cuore, la partita della stagione, perché sanno che cosa si giocano e in casa non possiamo permetterci di fare un brutto scherzo. Già dal viaggio di ritorno da Pompei sull'autobus vi ho visti concentrati e convinti delle proprie forze. Ma noi siamo convinti di quello che può portarci nella categoria che tutti meritiamo, dalla dirigenza alla squadra, allo staff tecnico, e io non ho mai avuto esitazione a dirlo. Quest'anno voglio la Serie D e i ragazzi me lo devono. Che cosa è successo in questa settimana, direttore? Si è lavorato, si è recuperato bene l'ultimo infortunato che era D'Amico, ora domani valuterà il mister, perché Andrea è un uomo importante per questa squadra come lo è anche Retucci, che ha recuperato benissimo dalla botta, e quindi saranno tutti a disposizione del mister e lui sceglierà la migliore formazione, c'ha tutti a disposizione. E poi ho visto anche una città in fermento, la prevendita è quasi esaurita, ancora c'è qualche altro posto, insomma tutti vogliono essere presenti a questo big match di domani. Sulla prevendita io già ne ero sicuro che sarebbe stato un successo, perché abbiamo sia Gardinata che tribuna in sold out. Ora non lo so domani per quanto riguarda la curva come andrà a finire per gli ospiti, ma se avessimo avuto la possibilità di aprire la curva anche ai nostri tifosi avremmo riempito anche altre 1000 persone. E poi naturalmente pensando in positivo il rush finale, ma questo ne parleremo poi lunedì. Alla finale è una lotteria, quindi ci saranno due squadre che si andranno a lottare per vincere la Serie D, per vincere i playoff, e quindi per ora pensiamo ad andare in finale e poi vediamo. Ultras e tifosi pronti per domani per incitare i colori della Pro Favara in questo ritorno dello spareggio dei playoff semifinale della Serie D. Tutto pronto? Sì, tutto pronto. Abbiamo fatto il primo tempo a Pompei e il risultato ci lascia ben sperare e adesso dobbiamo completare l'opera per andarci a giocare tutto in finale. Lo stadio sarà pieno, noi siamo carichi come siamo sempre stati durante l'anno e quindi incrociamo le dita. Si dice sempre che il pubblico è il 12° uomo in campo. Io credo che domani sarà il 12°, il 13°, il 14°. Siamo riusciti a portare quasi 200 persone a Pompei, di cui più di 50 ultras, quindi siamo preparati e domani saremo sicuramente più del 12° uomo in campo. A proposito di Pompei, avete fatto una sorta di gemellaggio, una festa veramente
un incontro di sport e di amicizia. Allora, gli Ultras del Pompei ci hanno contattato prima della partita perché c'era il problema del settore ospiti e sono stati disponibilissimi, si erano messi a disposizione per farci entrare addirittura insieme a loro e vedere la partita con loro. Lì ci hanno accolto alla grande e quindi noi ovviamente ricambieremo il tutto in casa come è giusto che sia. Presidente, tutto pronto per il grande incontro di domani, la partita di ritorno delle nostre semifinali. Grande pubblico, grande squadra e sicuramente grandi speranze. Sì, siamo pronti, sto andando a salutare i ragazzi perché ora li dobbiamo lasciare solo tranquilli. Il pubblico, già abbiamo venduto più di 1500 biglietti, quindi sarà pieno, stadio pieno, siamo pronti. L'adrenalina sale sempre di più, ora cerchiamo di oggi stare rilassati, tranquilli, lasciamo i ragazzi tranquilli con la speranza che domani finisce tutto bene, facciamo questa finale. Sicuramente è stata una settimana intensa, una settimana preparatoria per questo gran finale. La società, la squadra, i tifosi sperano tutti nel passaggio di categoria. Sì, ma anche noi lo speriamo, sì, è stata una settimana veramente, ringrazio a tutti per la collaborazione, dai giornalisti ai tifosi, alla dirigenza, magazzinieri, tutti, abbiamo tutto pronto, abbiamo sistemato tutto, voglio ringraziare l'amministrazione, i sindaci, i vigili, la polizia e la questura, tutti che già hanno tutto pronto e organizzato.